aggregazione. Avere aggregazione e organizzazione sul territorio cambierebbe qualcosa? Buonasera ancora. Io partirei invece cosa attenderci dai mercati delle principali commodity, perché mi pare che sia questo il tema e che questo stasera tutti vorremmo tornare a casa con avere qualche idea, no? E allora scusami Barbara, perché ci siamo già parlati anche venerdì alla giornata del mais di Bergamo. Tutti gli anni ci si trova a Bergamo per mettere al centro del CREA questa cultura così importante, ma così anche un po' traviata, no? Perché il mais è omnivoro, mai è visto come la pecora nera, anche dei prezzi. E torno, quali sono le prospettive? E vorrei fare, visto che ho 70 anni compiuti, faccio una breve storia, sono un pochino fuori, poi andiamo al tema, o alla domanda specifica, quella dell'essiccazione. Nel dopoguerra avevamo fame e quando è nata la CECA, la Comunità Europea e le varie evoluzioni era importante dar da mangiare a tutti. Poi abbiamo prodotto più cibo, più materie e siamo arrivati alla tassa della corresponsabilità ai cereali, cioè la produzione in eccesso veniva compensata da una tassa che veniva pagata attraverso la tesoreria di Stato, eccetera. E quindi andava a rimpinguare il fondo europeo per gestire, si chiamava FEOGA, Fondo Orientamento e Garanzia in Agricoltura. Orientamento erano i soldi che davamo alle strutture cooperative per fare gli impianti nuovi, la garanzia era il sistema per garantire i prezzi, perché c'era un prezzo di riferimento. Quello era il mercato del dopoguerra, partendo dal dopoguerra fino ad arrivare agli anni, diciamo, fino alla vecchia PAC, cioè la politica di prezzi garantiti, con tante strutture, con gli interventi, con i magazzini AIMA, eccetera. Dopodiché si è voluto demolire questo tipo di politica, mettendo l'agricoltura al centro del mondo, cioè globalizzandola. E ricordo che qui Papa Wojtyla disse che la globalizzazione era inumana, perché tu non puoi mettere soggetti, quando tu vai sul ring, Pasqualino, metti due atleti dello stesso peso, della stessa forza, perché possono contendere. Ahimè, non è così, perché noi ci siamo trovati a contendere fra atleti di pesi diversi e qui facciamo anche un po' di politica. Scusatemi, siccome tante cose le ha dette benissimo prima Stefano, ci conosciamo da un po' e lui da un punto di vista professionale, vi assicuro che abbiamo portato il GOT, ecco perché stasera ha detto, non dico ubi mai o meno cessa, dove insomma c'è il più grande, l'altro si inchina, insomma, e quindi inchina nel senso intellettuale di riconoscenza, quindi in questo senso ci ha fatto una bella fotografia. Io cerco di fare la foto storica e quindi abbiamo avuto questa evoluzione della politica dei prezzi in cui poi ci siamo portati alla globalizzazione e qui dove sta l'errore europeo, perché poi i problemi nostri vanno risolti in un contesto europeo. Non pensiamo di andare via stasera pensando che noi ce la faremo. A Parigi ci sono i trattori che stanno circondando Parigi. Prima ho cercato di chiamare il mio migliore compagno di classe, che è un francese che vive là, per aggiornarmi, ma non mi ha risposto. Ma le notizie comunque girano. Perché quando si incazzano i paesani francesi, smerdano il Champs-Élysées e l'Arco del Trionfo. Okay? Ecco, perché anche quando quelle poche volte che sono andato alla fiera di Parigi, quando il Sumar era in centro, il Presidente della Repubblica interveniva alla fiera agricola, cosa che da noi non succede. Al massimo c'è il Ministro dell'Agricoltura, domani dovrebbe esserci all'apertura della fiera. Quindi, tornando, c'è anche una valutazione diversa di quella che è l'agricoltura, purtroppo, e noi dobbiamo prendere atto. L'agricoltura è stata messa in mano a un qualcosa di più grande, ho citato Wojtyla, la globalizzazione che è inumana, i mercati, la protezione non c'è più. Per l'idea che mi sono fatto io, Stefano, in America c'è un sistema che si chiama Fire Act, se dico bene, scusate il mio inglese, c'è un sistema che protegge i prezzi al punto tale che se il produttore va nel mercato e percepisce un prezzo inferiore, gli viene pagato un prezzo che dopo andrà a compensare con un meccanismo, quindi il produttore non mette in mercato il prodotto perché lo Stato interviene. Questo meccanismo che noi avevamo, seppur distorto, con qualche anche, non stiamo a raccontare aneddoti su furfanterie che ci sono stati con gli interventi sull'AIMA, però è un sistema, cioè quello della politica dei prezzi, che garantiva, perché tutto quello che entrava fuori dall'Europa
ovviamente doveva pagare un dazio o aveva una restituzione nel caso uscisse, e questo diciamo serviva a sostenere il Fondo Europeo Orientamento Garanzia Energia. Tutto questo è stato demolito e quindi questa è la storia. Oggi che cosa fare in questo contesto? Cosa ci aspettano le commodity? Beh, l'incertezza l'ha detto prima Luca, ma ce l'ha detto pure prima anche Stefano, l'incertezza sovrana, e purtroppo non c'è politica che riesca a farci. Le stesse organizzazioni, di cui anch'io sono un socio di un'organizzazione come tutti noi, no? Per la PAC, anche per gli aspetti sindacali, vivono poco la parte sindacale, prevale la parte amministrativa, perché le incombenze sono tante, bisogna offrire il servizio per fare la domanda PAC, il gasolio, eccetera. Quindi, quello che manca, questo è un po' l'invito, ma non per fare il subillatore, per carità, lo dicevo ieri, l'altro giorno a Bergamo, quando la domanda che al tavolo era stata fatta, cosa si aspettano dalla ricerca le organizzazioni di categoria. Io non sono organizzazione di categoria, sono una piccola associazione fra colleghi che fanno l'attività, abbiamo strutture cooperative, strutture privatistiche prevalentemente, ma ragioniamo in un contesto. Bisogna fare squadra, e questo ce l'ha detto Stefano, ce l'hanno detto, prima l'ha fotografato gli amici delle cooperative. Bisogna fare un po' di programmazione, scusate, non facciamo la battutaccia, cavami un occhio per cavarne al mio vicino due, no? Ecco, bisogna che ci parliamo, la ricerca la facciamo noi nei campi, e ho fatto una battutaccia all'ex presidente dei sementieri, ho detto: dovete smettere di andare in giro a dire della fase invernale che bisogna seminare 15 cm o 16 cm, perché così mai ne venderete sempre meno da seme. Quindi la ricerca si fa insieme, quindi significa che l'agricoltore col terzista, col suo vicino, dice: questa varietà è andata bene e quest'altra è andata male. Il sementiere ti dice: semina una varietà rustica, non spingere sulla varietà tu che non hai l'acqua, tu che non puoi fare la fertilizzazione. Quindi bisogna fare un po' di squadra insieme, quindi vale a tutti i livelli, vale col mondo del terzio. Se facciamo questo, le prospettive non sono più certe, però abbiamo forse più facilità per affrontare le difficoltà, perché è inevitabile. Voi pensate, se l'Ucraina entra in Comunità Europea, e entrerà probabilmente, non lo sappiamo, con una superficie che è il doppio dell'Italia, tutta pianura, e che produce, vediamo, noi facevamo 10 milioni di tonnellate, 11, l'Ucraina, Luca dice 40, da 30 a 40, quindi 4 volte, quando noi ne facevamo tanto, adesso ne facciamo 5 milioni, neanche 4 milioni e mezzo, 45 milioni di abitanti, scusate. Ma come ci invaderanno? Prima Enrico mi ricordava che non è che tutto il mais ucraino comincia a essere sempre a posto, perché siccome perdono la verginità delle coltivazioni, e quindi cosa succede? Anche là la monocultura, la monosuccessione porta a qualche problema sanitario, nel frattempo il clima cambia, eccetera. Quindi torno al tema, quali prospettive? Beh, nessuno di noi stasera va a casa con delle idee certe. Quando vendere? Beh, se volete che vi dica quando vendere frazionate le vendite, certo che se hai 100 quintali, 200 quintali, lo vendi in una volta, 2 volte, ma se ne hai diverse migliaia, li vendi diverse volte. Se il prodotto viene concentrato tramite il mercato significa fare sistema. Mi spiego, faccio un esempio. Quando nel 2012 abbiamo avuto il problema dell'aflatossina, a un certo punto il mais del Polesine veniva ghettizzato, perché se noi giochiamo a non scegliere le varietà che siano, diciamo tra virgolette, rustiche, che resistano, o a separare nella fase, ci facciamo male tutti insieme, perché poi viene fuori che il mais del Polesine non va bene. Allora sa cosa dicono gli allevatori anche di altre zone? Guarda, non compro il mais italiano, compro il mais ucraino. Quando apro la sponda non vedo più rimorchio, non ha importanza, però non il problema delle aflatossine. E allora conosco strutture, anche qui, che hanno 3-4 linee di lavorazione, però continuano a miscerare il prodotto, non va bene così. Lo so che l'agricoltore non vuole sentirsi dire che ci sono le aflatossine, ma bisogna avere il coraggio di dirlo. E ad esempio ci sono dei sistemi, li abbiamo raccontati anche l'altro giorno a Bergamo. Si può fare il monitoraggio in campo, si prendono
le sete, i cavelli del fromenton, li si porta in laboratorio all'università, si fa la coltivazione in vitro e si misura la contaminazione fungina, si chiama UFC, scusami Enrico, ricordami. Quindi da questo puoi avere una proiezione. Se l'indagine dimostra che c'è un rischio, è buona cosa saperlo e attivarsi per raccogliere un po' in anticipo. Signori, lo sto dicendo contro il mio interesse, perché io stesso sono un essiccatore e molti mi hanno tralasciato perché c'era la cooperativa che andava tutto bene. Poi non era vero, perché quella cooperativa comunque faceva, quella struttura faceva danno a tutto il sistema. Quindi bisogna, per avere una prospettiva attorno al tema, per i nostri cereali, per le nostre commodity, per chiamarli cereali, bisogna che lavoriamo insieme. Poi c'è una competizione corretta, si può andare verso la struttura cooperativa piuttosto che quella privatistica, sia per l'acquisto dei mezzi tecnici, ma per fare meglio i nostri interessi, il nostro avvenire è quello di fare sistema. E soprattutto una cosa che va detta: non raccontiamoci le balle, perché nessuno è nato qui, siamo tutti svegli uguali, quindi le informazioni sono belle. Raccontiamoci quello che si può raccontare, ma comunque nell'interesse di tutti. Questa è un po' la strategia generale. Chiedo scusa a Barbara, perché quando venerdì mi hai chiesto ma sì dai dimmi che cosa vorresti dire, e prima ho sentito, e quindi in questo senso mi sono preso Gianfranco, un po' di soddisfazione. Hai fatto benissimo. Io adesso però poi avrei se vuoi andare alle una domande domanda per tutti, partendo da te. Visto che io sono anni che seguo convegni di agricoltura e tutti dicono facciamo sistema, andiamo insieme, poi non lo fa mai nessuno. Adesso ognuno di voi, io chiedo a tutti che cos'è che impedisce poi di fare veramente sistema, perché adesso non si può più non fare sistema. Superare il proprio individualismo, perché la possibilità di esistere come individui è quella di rinunciare a quell'individualismo passato, perché la possibilità di andare d'accordo è quello di parlarci al mercato narrando quello che ho venduto io da soggetto privato rispetto alla cooperativa che ho qui alla mia destra e all'altro che ho là più in là. Ma questo non avviene ancora, e quindi è un problema che uno deve arrivare razionalmente a fare, rinunciando alle piccole simpatie e antipatie che è umano che abbiamo. Scusate, io non voglio fare lezioni di vita, ho 73 anni compiuti, i prossimi sono 74, però è l'unica cosa, e ho commesso degli errori anche in passato, L'individualismo è stato, diciamo così, motore della mia vita, no? Delle nostre vite in genere, però oggi la possibilità di esistere è nella capacità di rinunciare a questo po' di individualismo così esasperato, perché mi assicuro un domani, perché il mio competitore non è la cooperativa qui a destra o la cooperativa quella che è così brava, ma sono le produzioni che vengono dal mondo, che hanno, in Ungheria il mais lo pagano 160 euro. Quindi con 40 euro voi trovate il mais in porto oggi a 205, ma a 205 a 110 quintali, signori, non si è in grado di fare bilancio. Ma se prendete anche grano duro, non voglio dire a 40 quintali o a 50 come molti quest'anno abbiamo fatto, con i prezzi attuali, senza pensare a quello di categoria peggiore che non era forse nemmeno grano duro, ci sono delle perdite effettive. Allora anche noi, quando rincorriamo la terra in affitto, no? Che paghiamo degli affitti che non hanno logica nei prezzi, e cosa si può fare? Non riusciamo, non abbiamo la capacità negoziale. Possiamo fare i contratti di filiera, che sono anche un po' una panacea, ma guardate che non è proprio tutto così facile come sembra, perché giustamente, come ha detto la signora, se io ho la qualità certa mi assicurano quel prezzo, non ho contrattualità. Ma signora, il mulino deve dividere nel tempo, frazionare, e lo vuole legare il prezzo al mercato del mattifero, perché conosco il problema del mulino bianco, la carta del mulino bianco.